INPA produce da sempre alimenti conservati, di cui viene garantita la genuinità e la ricercatezza delle materie prime. Di generazione in generazione, INPA porta avanti la tradizione gastronomica italiana nel pieno rispetto dello spirito del suo fondatore, restando un'azienda a forte vocazione familiare, con uno sguardo attento e partecipe tanto al passato quanto al futuro. Buonasera cari amici di Toscana Sprint, con le immagini ci troviamo a Cerreto Guidi per l'annuale Gran Premio Comune di Cerreto Guidi organizzato dal gruppo sportivo INPA e da Primo Palatresi, che insieme al gruppo sportivo INPA, eccolo lo stiamo proprio vedendo, Primo Palatresi, cittadino di Cerreto Guidi, che dal 1958, da quando è entrato in società, porta avanti questa manifestazione che si svolge dal 1945. Ritrovo presso il Circolo Arci di Cerreto Guidi, per dove si sta svolgendo la riunione dei direttori sportivi, come state vedendo, partenza alle ore 14:30. Saranno in totale 98 gli atleti. Intanto vediamo Giovanni Nencetti che sta ovviamente spiegando anche vari dettagli della corsa. Come detto, 98 gli atleti che prenderanno il via per questa 77esima edizione, sì, perché dal 1945 si svolge questa gara e sono 77 edizioni che Primo Palatresi e ora col gruppo sportivo INPA porta veramente avanti con grande passione e con grande dedizione questa gara. Presente anche le due maglie di campione regionale, come stiamo vedendo, quella Elite di Garibbo, quella degli Under 23 per per Matteo Lapo Bosicevic. Questa è la formazione invece quasi di casa, la Maltinti Lampadari Banca Cambiano, mentre invece anche presente Giosuè Crescioli, possiamo dire cerrettese ormai. Anche lui, stiamo vedendo ancora le varie foto del pre-gara. Ora si schiereranno sotto il traguardo. Infatti ecco, stiamo vedendo che stanno seguendo gli atleti, iniziano a muoversi per andare sotto il traguardo. Dietro la macchina di Francesco Zingoni, l'altro, il direttore di corsa, è Mario Mecacci. Tanto stiamo vedendo proprio gli atleti che si muovono, attraverseranno il centro proprio di Cerreto per portarsi in zona traguardo, dove ci sarà l'arrivo ovviamente anche per la partenza per questi 134 km. Ricordiamo che la gara è valevole anche come 10° trofeo Innocente Emilio, il secondo trofeo Raffaello Meozzi, il quarto trofeo Capone Livio, il terzo trofeo Lelli Roberto e secondo trofeo Villa Petriolo, che è anche Villa Petriolo uno degli sponsor di questa manifestazione come la INPA. Tanto proprio il gruppo dei 98 atleti si sta portando sotto il traguardo, anche perché sarà quello che aprirà, diciamo, questa gara è quella che apre un po' la varia festa che c'è a Cerreto Guidi, quindi anche qualcosa in più, possiamo dire, per la cittadina di Cerreto Guidi. Eccoli lì, Simone Lamanda pronto a fermare il gruppo con Federico Micheli e Moreno Costagli, assessore allo sport del comune di Cerreto Guidi, pronti a dare il via per questi 134 km con diversi percorsi che ora andremo appena ci sarà stato il via. Simone Lamanda fa segno 5 secondi al via, Federico Micheli, Moreno Costagli pronto ad abbassare la bandierina, e abbassa la bandierina in questo momento. È partito ufficialmente il 77esimo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, una gara come detto storica. Ricordiamo allora i percorsi, ora faremo 4 giri del percorso che prevede l'ascesa di Poggio Tempesti, poi si tornerà a Cerreto Guidi, poi dopo 4 volte 2 volte dove si andrà verso praticamente Corliano per 2 volte e poi l'ultima volta quella che ovviamente porterà verso Bivio Streda, Bassa, Gavena, Pieva Ripoli, Fucecchio, Le Botteghe, Stabia, praticamente tutto pianeggiante fino all'arrivo. L'ultima asperità sarà quella dell'arrivo di Cerreto. Vediamo anche le maglie della Wheelbase nelle prime posizioni, formazione straniera inglese che prenderà il via anche il 2 settembre al Gran Premio Industria del Cuoio e delle Pelli. Vedremo poi anche quella, una classica ormai di inizio settembre. Intanto prime schermaglie in testa al gruppo uscendo da Cerreto Guidi. E intanto con le immagini siamo piombati al 10° chilometro di gara a Pieve a Ripoli con 5 uomini al comando. Quello in primo piano è Matteo Regnanti, vincitore già quest'anno di una gara
il corridore che nel mese di maggio ha attraversato il momento probabilmente di forma migliore, il corridore della Petrol di Firenze Don Camillo. Altro vincitore di questa stagione, l'olandese Edward Den Ox della Maltinti Lampadari Banca Cambiano. Questo è l'australiano Covington della Gallina Ecotec Lucchini, e poi c'è il massese Zanetti della Gragnano Sporting Club. Questi sono gli uomini in fuga, i 5 uomini in fuga, e poi c'è anche Moore. Ci eravamo dimenticati Louis Moore della formazione della Wheelbase, che si stanno mettendo in mostra. Come vedete abbiamo ricordato che ci sono 2 atleti seguiti intanto dalla moto informazione di Sandro Manzi, l'altra è quella di Piero Germelli. Abbiamo detto che Regnanti nel mese di maggio ha attraversato veramente il periodo di forma, un periodo di forma incredibile, perché ha colto un successo alla Medicea, probabilmente meritava di vincere assolutamente, però ripresa agli ultimi 3 km è riuscito comunque a prendere il podio. Dan Oaks tra l'altro secondo al Giro delle 2 Province dietro a D'Amato dopo una grandissima fuga. Poi qui vediamo che intanto ci prova Jenson Brown, l'atleta inglese sempre da Wheelbase, sono le maglie della Gallina Ecotec. Ritardo del gruppo 20 secondi in questo momento, 20 secondi in ritardo del gruppo. Noi intanto andiamo anche a fare ringraziamenti al Sacchetificio Toscano, alla Sandra Brotini Studio di Riabilitazione, alla Streda, alla Colorificio Cappelli, allo Scatolificio Sabatini. Questi alcuni sponsor della manifestazione. Siamo tornati di nuovo con i 5 uomini al comando. Siamo al 32esimo chilometro di gara con i 5 uomini. Eccolo qui, ultima posizione per Alessandro Romeo Zanetti, figlio di Aldo Zanetti, ex professionista tra l'altro. In fuga ci sono 3 stranieri e solo 2 italiani. Covington è australiano, come detto, Dan Oaks è olandese, mentre l'atleta della Wheelbase è inglese, ovvero Louis Moore è inglese, e lo stiamo vedendo. Comunque il vantaggio era di 20 secondi all'ultimo rilevamento tempi che ci aveva segnalato Sandro Manzi, che la prima era sulla testa della corsa. Adesso li lasciamo andare. Eccolo qui il gruppo che ha perso sensibilmente 45 secondi il ritardo, e sono in questo momento le maglie della Onec di Locatelli, che stavano provando ad uscire dal gruppo. Doveva essere Gabriele Amati, e ora invece ci prova Marcus Galletti, il mastro Marco Senza Nibali. Gruppo in lunga fila indiana, si prova ad andare a chiudere questo buco, anche perché l'abbiamo detto non è una fuga, per amor di è presto, sicuramente può darsi, sicuramente li andranno a riprendere, però c'è un po' di per ripensare, perché pensate ad esempio Oaks e D'Amato facevano parte della prima fuga al Giro delle 2 Province e arrivarono all'arrivo, quindi cioè, per dire, no, perché gli lasciarono tanti minuti, quindi lasciare tanti minuti anche a una corsa che dice si può recuperare. Come potete vedere intanto si è attraccato il Poggio Tempesti per la prima volta, 37 km di gara percorsi, un po' in difficoltà per Zanetti. Una corsa, come potete vedere il manto stradale è bagnato, quindi sarà anche molto importante stare attenti. Ha piovuto sulla corsa. Eccolo qui Zanetti, sta provando a reggere, mi sembra un po' pagare ora in questo momento il corridore massese, però primo anno in categoria tra l'altro per lui, quindi tutta esperienza alla corte di una delle formazioni più importanti. Intanto vediamo che una maglia della Onec si è staccata. Ritardo per questo primo corridore di un primo e 20 secondi. Si tratta di Turk, il corridore della Onec. Si tratta di Mikita Turk, il corridore che è uscito. Mikita Tur è uscito praticamente, e vediamo che dietro è Dati con Garibbo e Butteroni. Forza l'andatura Tommaso Dati in questo momento, forza il corridore versiliese, ottima condizione per lui in quest'ultimo mese, ottimo, bravissimo sia a Corsanico, bravissimo alla Firenze Male, sfortunato tra l'altro un po', perché poi sono stati ripresi nel finale. Vediamo Garibbo, c'è anche un compagno di squadra di Garibbo, c'è Ciafardini che sta rientrando davanti, c'è Tur, ma è Dati che sta scandendo il ritmo. Ritardo, un primo e 25 secondi. Che condizione che ha comunque Garibbo, che condizione ha Niccolò Garibbo, ha una condizione invidiabile possiamo dire, perché potrebbe essere Cataldo il corridore della Gragnano, però Garibbo in questo momento ha una condizione, probabilmente a Corsanico, se non ci fosse stata la superiorità numerica della
della Technic Pace, sarebbe stato difficile contrastarlo. Siamo al primo passaggio intanto da Cerreto Guidi, esce anche un po' un tenero sole sulla corsa e siamo di nuovo con i fuggitivi. Siamo al 42esimo chilometro di gara, passeremo ora sotto il traguardo, quindi li andremo a prendere anche con la nostra telecamera fissa. Ricordiamo la nostra moto guidata oggi da Fausto Michelotti con Daniele Ciampi, mentre invece Antonella Pratesi Innocenti è la nostra telecamera dall'arrivo. Vediamo che intanto Cicli Barone, il cambio ruote che si è già piazzato alle spalle dei fuggitivi, sono passati sotto, erano 7 giri totali, quindi 6 giri da percorrere ancora per i corridori che sono passati. Ora passerà il gruppo, ultimo rilevamento, abbiamo detto sul Poggio Tempesti 1,25 sotto la spinta di Tommaso Dati che stava spingendo, era venuto via un drappello con dentro 2 uomini maltinti che erano Ciapardini, che era rientrato Butteroni, che tra l'altro Butteroni ha fatto anche un bel trofeo Corsanico, ha fatto veramente una bella gara a Corsanico, Butteroni. Siamo contenti di vederlo lì anche perché ha avuto tantissima sfortuna questo ragazzo e speriamo si possa riprendere al più presto anche un po' di testa, come si dice, no? Intanto passa ora ed è Mattia Piccini che guida il gruppo, prova l'attacco Mattia Piccini della Gallina Ecotec Lucchini, il corridore fiorentino che prova ad uscire dal pelotone. Fiorentino, la provincia di Firenze, ovviamente non è di Firenze il corridore della Gallina Ecotec. Intanto siamo al 54esimo chilometro di gara, sotto al traguardo, intanto il ritardo era di 47 secondi, siamo con i 5 uomini al comando al 54esimo chilometro di gara, ormai da diversi chilometri. Altri ringraziamenti per il colorificio 84, la Fratelli Maccari, lo studio Paulus, la Medicia Costruzioni, la Berni, la Fotostudio Boschi, questi altri ringraziamenti che ovviamente senza gli sponsor non si potrebbe assolutamente fare certe corse, perché anche lo sforzo economico che fa una società come il gruppo sportivo IMPA insieme, come detto, a Primo Palatresi non potrebbero assolutamente fare. Ormai da diversi chilometri li vediamo al comando questi 5 uomini. Ho detto, 2 corridori hanno già vinto in questa stagione, Regnanti, che probabilmente no, come succede tante volte, il picco ci sia, lui ha avuto un picco nel mese di maggio, mentre invece a inizio luglio comunque Dan Oaks è riuscito a cogliere il secondo posto al Giro delle 2 province. Tanto è Donega, il corridore solitario della CTF che tra l'altro ha dominato il giorno antecedente a questa gara. Il giorno prima ha vinto a Cesa con Andreaus dopo una fuga lunghissima, prima con altri 7 corridori, poi da solo, mentre invece seconda posizione è stato Brutto Messo e terzo Davide Boscaro. Intanto c'è altri scatti in testa alla corsa, sono le maglie sempre della formazione di Locatelli ed è Tour di nuovo, Mikita Tour, che ci sta provando un'altra volta, ma gruppo in lunga fila indiana ma compatto nonostante i vari scatti. Il ritardo del gruppo è tornato a salire a 1 minuto. Anche la maglia di Bosicevic nelle prime posizioni, il campione toscano Under 23, titolo conquistato a Seano. Intanto stiamo tornati sui fuggitivi al 60esimo chilometro di gara. Adesso è l'atleta della Wheelbase che sta facendo il ritmo. Siamo sul falso piano, questo è il falso piano perché dopo il Poggio Tempesti, per chi non lo sapesse, non è tutto discesa ma è un falso piano. Vediamo con il corridore che stiamo vedendo, sembra quasi una barzelletta, no? 3 atleti stranieri, un olandese, un inglese e un australiano, e poi c'è 2 atleti italiani, il Massese Zanetti e il Regnanti della formazione della Opla Petroli Firenze Don Camillo. Questi sono i famosi falsi piani, il falso piano che porta a Cerreto Guidi da Poggio Tempesti, ormai un classico che viene fatto tante volte anche in allenamento dai ragazzi della zona. E vediamo che dietro sono le maglie della Mastro Marco Sensi Nibali, ritardo del gruppo che è salito, 1,30 adesso il ritardo, ed è Matteo Lapo Bosicevic che prova a forzare, gruppo in lunghissima fila indiana, grandissima fila indiana per il gruppo. Vediamo anche Gomez lì davanti della formazione della Opla Petroli Firenze, il velocista colombiano. Vediamo, ora ci provano gli atleti da Wheelbase, si è fermato il gruppo e dietro
parte di rimessa George Wood della formazione della Wheelbase. Altri ringraziamenti alla corsa, all'impresa edile Mario Sanfratello, alla Villa Petriola, a cui ovviamente abbiamo detto prima, no, è intestato il secondo trofeo, alla Pimex Tex, alla Broma, alla Banca di Cambiano, all'Onoranze Funebri Cerrettesi, oltre che ovviamente alla IMPA. Tanto stiamo vedendo che è stato ripreso Wood da un atleta, altro sponsor della manifestazione, la Loggia dei Medici, la COP di Cerreto Guidi. Siamo al passaggio di nuovo, 4 giri alla conclusione per i fuggitivi, per i 5 uomini al comando, e vediamo che sta passando in solitaria George Wood. George Wood è venuto via, quindi è riuscito piano piano a venire via. Sono le maglie della Opla Petroli Firenze, Don Camillo in testa al gruppo, anche quelli della ciclistica rostese che provano a farsi vedere. E adesso ovviamente si cerca ritardo in questo momento di 1 minuto e 40. 1 minuto e 40. Intanto siamo già piombati al 77esimo chilometro di gara, siamo al termine della discesa di Cerreto Guidi con sono rimasti in 4 uomini al comando, perché purtroppo, dobbiamo dirlo, non c'è Louis Moore, l'inglese, perché durante la discesa è caduto il corridore della Wheelbase. Fortunatamente non si è fatto niente, c'è già stato segnalato, è già rimontato in bicicletta ed è già all'inseguimento dei 4 suoi ex compagni di fuga. Intanto Regnanti chiama l'ammiraglia anche per capire la situazione alle sue spalle. Vedremo poi appena andremo anche a vedere dietro. Primo piano per Ox con possiamo dire grande scoperta della Maltinti Lampadari Banca Cambiano, questo inglese. Li lasciamo andare, sono 2 maglie della formazione. Allora, con Moore è rientrato ovviamente è rientrato anche George Wood, quindi Moore e Wood, 2 compagni di squadra, Wheelbase, 2 inglesi, hanno un ritardo questi due di 50 secondi. 50 secondi per questo duo, e occhio perché Wood è passato che aveva più di 1,40, è riuscito già a riprendere parecchi secondi, e adesso con il compagno che in precedenza faceva parte della fuga al comando stanno cercando di rientrare. Eccolo qui, siamo dietro un altro atleta che ha 57 secondi, si tratta in questo momento di Tedeschi. Si tratta di Tedeschi, atleta della formazione della Opla Petroli Firenze, Don Camillo, proprio la sagoma del corridore della Opla, che sta cercando, sicuramente ha un buonissimo ritmo. Lo lasciamo andare anche lui, quindi questi sono i ritardi. Passa ora un'altra maglia, è un'altra maglia della Wheelbase, si tratta di Jenson Brown, che passa a 1 minuto. Passa a 1 minuto, vediamo come succederà. Ragazzi, quelli della Wheelbase stanno facendo una gara all'attacco, è incredibile. Una gara all'attacco per gli atleti della Wheelbase, veramente, sono tutti fuori, praticamente, sono tutti in fuga. Altra maglia della Wheelbase, è passato in questo momento Tom McLean, è passato, e poi adesso sono le maglie sul gruppo. Ritardo 1,20 per gli atleti del gruppo guidati da Gabriele Amati della formazione della Onec Team, la formazione guidata da Loccatelli. Ora anche dati della Mastro Marco, però io devo dire, la Wheelbase in questo momento l'unico che non si è mosso e potrebbe a questo punto fare la gara è Ben Etherington, che non si è mosso dal gruppo. Anche le formazioni della polisportiva Tripetetolo che prova ad uscire con Alessio Riccardi, il corridore Valdi Nievolino di Montecatini Terme che prova ad uscire dal plotone. Il corridore della polisportiva Tripetetolo che prova a farsi anche vedere. Sono rientrati intanto, siamo all'80° chilometro di gara, sono rientrati i 2 atleti della Wheelbase, ovvero Wood e l'altro atleta, ovvero Moore, che faceva in precedenza la parte della fuga. È rientrato anche Tedeschi, quindi 7 uomini al comando in questo momento. Li andiamo anche a Covington e l'atleta della Gallina Ecotec Lucchini. 2 maglie della Wheelbase, Moore e Wood. Poi Dan Oaks della Maltinti Lampadari Banca Cambiano, Zanetti della Gragnano, e poi Regnanti e Tedeschi
sono i due atleti della formazione della Opla, Petroli Firenze e Don Camillo. Sono questi gli atleti al comando. Dietro c'era un altro atleta, era Jenson Brown, poi c'era un altro atleta, Tom McLean, all'eseguimento. Dobbiamo dire che l'unico che non si è mosso veramente, potrebbe fare la corsa, è Ben Etherington, che potrebbe veramente fare la corsa nel dettaglio. Altri ringraziamenti intanto per Orlandi Bagno, la Manzi Franco, la Ciampolini, lo scatolificio Mancini, la Casa Borgioli, la nuova carrozzeria Cerretese. Questi altri ringraziamenti dalla corsa. Intanto stiamo affrontando il Poggio Tempesti per l'ennesima volta, con i 5 uomini che sono 7 uomini che ormai sono al comando. Vedremo se dietro ci sono gli atleti della Wheelbase o se il gruppo che si è ricompattato. Però ci piace questo modo di correre intraprendente di questi atleti inglesi, la Wheelbase, che vedremo anche alla gara di sabato 2 settembre al Gran Premio Industria del Cuore delle Pelli. Ma guardate davanti, si porta davanti la formazione della Gragnano Sporting Club, e occhio perché Garibbo potrebbe provare, sì, Garibbo. E dietro guardate però, schierata in forza la formazione della Maltinti Lampadari Banca Cambiano, 2 trenini, anche se un po' più corti, perché qui sono 3 uomini sulla corsa. Da fare l'andatura della Gragnano è andato Lorenzo Boschi, il corridore di Ramini, che è andato a fare l'andatura sul gruppo. Corridore pistoiese di Ramini che è andato a fare l'andatura. Dietro sono schierati 5 uomini della Maltinti Lampadari Banca Cambiano. Davanti hanno Ox, però loro vogliono controllare. Alle spalle di Boschi si tratta del corridore ligure Pier Giorgio Cozzani, il corridore della Gragnano. E poi in terza posizione, altro corridore ligure, il campione elite regionale Niccolò Garibbo. Occhio a questo ragazzo che ha una condizione incredibile. Abbiamo detto, probabilmente se non ci fosse stata il vantaggio numerico della Technipace, probabilmente sarebbe andata diversamente, perché aveva una condizione incredibile e ha una condizione ancora invidiabile. Quindi occhio anche al cuoio e pelli per lui anche oggi, perché bisognerà stare attenti. Intanto siamo vicini al passaggio, siamo all'84esimo chilometro di gara. Rimasti davanti, vediamo, sono rimasti in 4 i due atleti da Wheelbase, Wood con Moore. Poi è rimasto Ox e poi c'è Tedeschi. Si sono staccati Zanetti, Covington e Regnanti, quindi anche la Opla che perde il vantaggio numerico, cosa che invece ha ancora la Wheelbase in questo momento. Ricordiamo, 84 km di gara, avevano un vantaggio di 42 secondi sul Poggio Tempesti. Adesso vedremo se il gruppo sta facendo sul serio. Ed ecco la Gragnano che adesso, anche Zanetti appena ripreso, si mette a disposizione. Tutti e gli 8-9 uomini che aveva a disposizione la Gragnano sono tutti davanti. 2 trenini, i rossoneri della formazione, rossoneri bianchi della formazione della Maltinti, e quelli nero-gialli della Gragnano, che si stanno dividendo il lavoro. 22 secondi il ritardo, 22 secondi il ritardo del gruppo. Si sta uscendo da Cerreto Guidi, si va a fare la discesa. Intanto altri ringraziamenti per la gelateria e yogurteria Isabella, alla Ceccone Immobiliare, all'Antifurto Duxmon, alla ACB Antonio Calugi, broker assicurativo, alla Casa al Vento, alla Bocconi Cornelio Damasco, alla Rinati. Tanto stiamo vedendo, e un ringraziamento chiaramente a tutti gli sponsor di questa manifestazione, oltre ovviamente a quelli che stiamo nominando, perché va detto. Intanto vediamo che dietro sono gli atleti proprio giallo-neri della formazione. Chissà se stanno lavorando per Garibbo o perché Garibbo potrebbe essere anche una gara adattissima a Garibbo, potrebbe essere veramente molto molto adatta. Intanto siamo al 92esimo chilometro di gara, salita di Corliano, gruppo compatto, e prova a partire un atleta da Maltinti Lampadari Banca di Cambiano. Vediamo di chi si tratta. Dovrebbe essere Di Felice, con Garibbo subito dietro. Se è Di Felice dobbiamo dire che è una novità, perché è un corridore comunque che quando sta bene può andare bene anche su certe asperità.
però Garibo, guardate, comunque la Maltinti, guardate là, 3 corridori, Ciafardini, che chiaramente è il suo terreno, la salita, e poi dovrebbe essere Butteroni che si lancia, sono 5 maglie davanti della Maltinti Lampadari, forcing della formazione della Maltinti Lampadari, Banca Cambiano, tra l'altro presente anche Roberto Maltinti, il figlio del compianto Renzo Maltinti, del patrone Renzo Maltinti. Intanto vediamo ancora forcing ed è Garibo contro la Maltinti, ormai è diventato questo ormai un attacco frontale della Maltinti per isolare probabilmente anche Garibo, che ce l'hanno fatta, perché viene via un drappello con 5 corridori della Maltinti Lampadari ed è Gregorio Butteroni che sta forzando l'andatura dopo essere stato Di Felice a lanciare quell'attacco. C'è sempre Ciafardini, c'è sempre Di Felice, c'è sempre anche un altro corridore, dovrebbe essere, vediamo di chi si tratta. Sono 5 maglie Maltinti, una della Gragnano, poi un'altra maglia in fondo della Opla Petroli Firenze, arriva anche una maglia della Futura, c'è un altro compagno, potrebbe essere Cataldo della Gragnano, ma è molto molto dietro, difficile capire. Abbiamo percorso 92 km, siamo al 97esimo chilometro di gara, passaggio dall'arrivo, vediamo è un corridore in solitaria della Futura Team Rosini che sta provando ad uscire dal gruppo, ma gruppo che è già andato a riprenderlo, quindi tutto di nuovo da rifare, bisognerà vedere. Comunque lì è stato bellissimo perché comunque molto condizione. Vediamo intanto primo Palatresi che guarda e aspetta il passaggio dei corridori, Dati di nuovo che conduce con Ciafardini a ruota. Ottima gara per ora di Niccolò Ciafardini, anche lui nel controllo, e anche di Gregorio Butteroni. Diciamo che la Maltinti sta facendo una gara veramente all'attacco, ora che sono stati un po' più attendisti perché avevano davanti un corridore, Dan Oaks, ora sono rientrati, è chiaro che stanno facendo il punto della situazione. Prova ora ad uscire un atleta diretto da Chioccioli, Futura Team esce in questo momento, si tratta di Marco Fermanelli, siamo al 102esimo chilometro di gara, ma gruppo di nuovo compatto, sono le maglie della Opla Petroli Firenze adesso che vanno a chiudere. Chiaro che adesso sarà una lotta continua da quando sono rientrati i fuggitivi. Tanto prova ancora Fermanelli, anche quelli della Wheelbase. Vediamo, probabilmente è Etherington l'unico corridore che non si è mai mosso fino ad ora ed è con cui probabilmente la Wheelbase faceva affidamento. Altri ringraziamenti per la fattoria Colle Fiorito, la Casa d'Africa, il ristorante pizzeria Masetto di Lamporecchio, la Ingroitica, prodotti ittici freschi e congelati di Cerreto Guidi. Intanto stiamo vedendo altri davanti, altri ringraziamenti anche per il Corriere TL Tevere. Tanto stiamo proprio vedendo il dettaglio, sono le maglie della Futura Team. Ora è chiaro anche quelle formazioni che erano state più attendiste si stanno muovendo. Come vedete abbiamo passato i 100 km, quindi si sta per andare ad affrontare la seconda asperità di Corliano con il forcing questa volta della formazione di Chioccioli, ovvero la Futura Team. Occhio perché arriva anche Dati centralmente, occhio, vediamo che cosa succederà. Occhio, ovvio perché si passerà sotto il traguardo da diverso. Si muove ancora la Mastro Marche. Guardate Garibo come li marca quelli della Maltinti Lampadari, Banca Cambiano. Incredibile, uno scontro diretto. Arrivano anche le maglie della Wheelbase davanti. Probabilmente è l'unico corridore su cui avevano deciso di fare la corsa. Ben Etherington potrebbe essere il corridore al comando del gruppo. Corsa veramente che ha comunque molto animata. Guardate, comunque è bella questa gara perché soprattutto vediamo anche Zanetti nelle prime posizioni, vediamo, siamo felici, veramente bravo, abbiamo scorso veramente Alessandro Romeo Zanetti nella settima, ottava posizione del gruppo, quindi era lì davanti, quindi complimenti anche a lui dopo tanti chilometri di fuga. Vediamo che sono le maglie Wheelbase, gruppo in lunghissima fila indiana, però dobbiamo dire che adesso bisogna un po' capire cosa vuol fare la Maltinti, perché Oaks davanti, poi ovviamente ha avuto la possibilità di forzare prima Di Felice, poi Butteroni, Ciafardini che è sempre lì davanti. Chiaro che su delle salite Ciafardini, che ha preso ora il rifornimento dal babbo, dal papà,
è uno scalatore, quindi può fare sicuramente la differenza. Vedremo, ricordiamo che in totale erano 134 km. Stiamo tornando verso Cerreto con una maglia della Futura Team che anticipa il gruppo. Ci sta provando Fermanelli di nuovo, l'atleta della Futura Team Rosini. Si passerà sotto il traguardo e sarà ultimo giro, ultima tornata. Occhio, veramente bisognerà capire, perché quando si passerà sotto il traguardo mancheranno 24 km alla conclusione, ma soprattutto sarà un giro totalmente piatto, perché non si farà nessuna asperità se non quella dell'arrivo, quindi gli ultimi 2 km e mezzo saranno in salita, quelli dell'arrivo. Fermanelli al comando con dietro le maglie della Gragnano che stanno facendo il ritmo. Chissà, l'abbiamo detto, Garibbo ha speso molto, però potrebbe essere sempre il corridore ligure della formazione lucchese a fare la corsa, o forse magari c'è l'idea di farla fare a Cataldo. Chiaro, bisogna vedere se è ancora in gruppo. Stiamo seguendo ora il corridore al comando, 24 km. Occhio, perché sta uscendo ora Giosuè Crescioli dal gruppo. Prima l'atleta da Mastro Marco Sensi Nibali, ma siamo già piombati al 121esimo chilometro di gara. Siamo ormai negli ultimi 13 km di gara con il corridore Pieva a Ripoli, zona Pieva a Ripoli per il battistrada, corridore della Wheelbase ancora. Si tratta di Tom McLean che è al comando. Altri ringraziamenti alla termoidraulica Cardini Iuri, alla Victor Calzaturificio, alla Vezzosi Piero, all'Ambiente e Vita, alla Borgo Vigna Vecchia, alla Roberto Bargagli, alla Grifoni, azienda agricola. Intanto stiamo lasciando il corridore al comando, abbiamo detto 13 km al comando, e sono adesso le maglie della formazione della Opla Petroli Firenze, ed è Matteo Regnanti che tanti chilometri si è fatto in fuga. Guardate, dietro Garibbo un trenino, e il primo è Alessandro Romeo Zanetti. Bisogna fargli un applauso come a Regnanti, anche a lui, perché è stato in fuga per diversi chilometri, ripreso dal gruppo, si è messo subito a disposizione della squadra ed è ancora lì Regnanti che sta cercando il ritardo del gruppo in questo momento. 28 secondi quando siamo a Pieva a Ripoli, a 13 km dalla conclusione. Adesso anche dati la maglia da Mastro Marco. È chiaro che adesso c'è un susseguirsi davanti. Ora a fare l'andatura della Opla si tratta di Piffer, Christian Piffer. Gruppo in lunghissima fila indiana. Vediamo quello che succederà. È chiaro che abbiamo detto tutto pianneggiante. L'anno scorso Radice venne via praticamente all'ultimo, abbiamo ricordato, no? Poi ricordiamo che qui ha vinto anche gente come Saronni nel 76, ha vinto anche Angelo Canzonieri, ha vinto anche colui che sta facendo radio corsa quest'oggi, ovvero Sandro Manzi. Altro ringraziamento ai Corpo Vigili Giurati, alla General Costruzioni, alla GEM. E siamo di nuovo con il battistrada, con colui che sta animando la corsa. Siamo al 128esimo chilometro di gara. Ormai veramente siamo nel finale con McLean, il corridore della Wheelbase che personalmente, bisogna dire, eccolo qui Sandro Manzi che l'ha vinta e è anche salito sul podio di questa corsa. Abbiamo detto Wheelbase che personalmente non è che io tifo, ma che dico se la merita per come ha corso. Hanno corso veramente all'attacco, si sono morsi tutti. James Brown, Louis Moore, George Wood, Tom McLean si era morso anche in precedenza. L'unico che non abbiamo visto è Ben Etherington, che è l'unico che non abbiamo visto. Gli altri li abbiamo visti tutti. Intanto veramente siamo sulla strada che ci porta verso Stabia, e sono le maglie della Gragnano adesso a fare forcing. In questo momento della Gragnano a fare l'andatura si tratta del corridore ligure Cozzani, per Giorgio Cozzani. Alla sua ruota in questo momento Alessio Ninci dietro, quindi Cozzani e Ninci forcing. In questo momento siamo a 9 secondi il ritardo del gruppo. Ormai vedono il corridore della Wheelbase. Peccato, l'ho detto, no, non perché tifo, ma per il fatto che veramente se la meritavano assolutamente questa gara, per come hanno corso all'attacco e se la meritavano assolutamente, personalmente parlando. Sono le maglie sempre da Gragnano in testa a fare l'andatura lunghissima. Si viaggia ai 60 km orari, vento a favore in questo tratto di strada. 60 km orari adesso è Ninci, poi Dati alla sua ruota, poi Zanetti in terza posizione. Queste sono le prime posizioni. Ripreso, gruppo compatto mentre si va verso Stabia. Gruppo compatto quando si va verso Stabia.
chilometri, 3 chilometri alla conclusione, siamo agli ultimi 3 chilometri, svolta a destra al semaforo di Lazzeretto e si va verso Cerreto Guidi, si inizia a salire, è qui che si decide la corsa, gli atleti della Wheelbase che non si arrendono, di nuovo davanti Brown, Jenson Brown che sta facendo l'andatura sul gruppo con la ruota Etherington, vediamo, probabilmente è lui il corridore che è stato più a riposo della squadra e sarà lui a dover gestire questi ultimi chilometri che saranno tutti in salita. L'anno scorso abbiamo detto Radice venne via nel finale, proprio ai 500 metri finali, nello strappo finale venne via con Regnanti, riuscì praticamente a battere il corridore che l'anno scorso vestiva la maglia della Maltinti Lampadari Banca Cambiano. Si sposta ora Jenson Brown e adesso è un'altra maglia da Wheelbase a fare l'andatura Etherington, che fa l'andatura Etherington con dietro Garibbo, Cataldo in seconda posizione. Occhio perché Garibbo potrebbe essere lì per lavorare per il corridore di Prato, per Lorenzo Cataldo che quest'anno ha già colto diversi successi. Vediamo che sta parlando con il compagno di squadra e no, niente da fare, Cataldo si sposta, quindi niente, la squadra è a disposizione di un altro corridore, quindi, perché se Garibbo è a fare l'andatura, abbiamo visto proprio Cataldo dare la mano al compagno di squadra, come dire adesso tocca a te, non posso più fare niente io, gli ha dato proprio uno slancio, come dire, dagli la mano, come dire vai, tocca a te adesso, era la tattica della Gragnano, quindi Garibbo a fare l'andatura ai 2 km dalla conclusione, il campione Elite, il campione regionale Elite, Niccolò Garibbo, dietro c'è il trenino verde della formazione della Gallina Ecotec, occhio perché risalgono ancora le maglie della Wheelbase che non si danno neanche ancora per vinte, adesso è guardate, vediamo che cerca di tenere alta l'andatura per evitare che ci sia uno scatto che parte ora in questo momento, maglia della Gallina, guardate Garibbo, parte subito in rimessa Garibbo e chiaramente adesso c'è un piccolo buco perché Garibbo ha creato gliel'ha creato il compagno di squadra, probabilmente non avendo le gambe gli ha fatto il buco che serviva. Occhio perché qui si decide la corsa, si decide la 77esima edizione del Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. Le maglie della Gallina Ecotec Lucchini sono dietro, invece provano a forzare l'andatura le maglie della Opla Petroli Firenze, salgono ancora quelle della Maltinti. È veramente un testa a testa emozionante in questo finale di gara, con Garibbo che sembrava lavorando per un compagno di squadra quando Cataldo gli ha lasciato via libera. Però ripresi di nuovo, tutto da rifare un'altra volta, tutto da rifare. Di nuovo tutto da rifare, gruppo che si mescola e riprova ancora le maglie della Gallina Ecotec, sempre davanti. Arrivano anche le maglie della Opla Petroli Firenze, occhio al trenino della Maltinti, Ciafardini che prova a lanciare, a portare su i compagni di squadra, lui che è lo scalatore della formazione diretta da Scarselli e D'Antonini. È ultimo chilometro, triangolo rosso in questo momento, ultimi 1000 metri per la gara. Anche Donega della CTF solitario quest'oggi, dopo che la sua formazione ha praticamente dominato Cesa. Vediamo che Garibbo si mantiene sempre nelle prime posizioni, Niccolò Garibbo sempre nelle prime posizioni, il campione regionale Elite. Donega che prova a forzare l'andatura, gruppo veramente ridotto a pochissime unità. Vediamo che si andranno a giocare probabilmente, se non c'è uno scatto qui dove partì Radice, partì poco più avanti Radice, non dovrebbe essere volata. Vediamo, provano a risalire, risalgono anche le altre maglie, vediamo vediamo che Garibbo si mette a disposizione dei compagni di squadra, prova a lanciare la volata Niccolò Garibbo, è Garibbo che si mette a disposizione dei compagni di squadra, dovrebbe essere Andrea Chiarucci che andrà a fare la volata in terza ruota, e Andrea Chiarucci, occhio perché risale Denox con la ruota, Gregorio Butteroni lancia la volata all'olandese Denox, le andremo a prendere ora con la nostra telecamera ai 100 metri dall'arrivo, li lasciamo andare, vediamo Ox, l'olandese Ox parte con Butteroni a ruota ed è 2 maglie della Maltinti davanti a tutti. Gregorio Butteroni torna alla vittoria dopo 2 anni e si prende la 77esima edizione del Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, davanti è lanciato benissimo da Denox, terzo Basso della Gallina, quarto Nencini, quinto Buti, sesto Nicoli, settimo Manetti, ottavo Golnaghi, nono Maglie, decimo Binetti. Questi sono i primi 10, questa è la volata perfetta, il duo della Maltinti davanti a tutti. Andiamo alle interviste di rito con i protagonisti di questa corsa. Gregorio Butteroni della Maltinti Lampadari Banca di Campiano, finalmente ti vediamo sul podio sorridente, un po' di sfortuna però alla fine i tuoi sacrifici ti hanno portato sul gradino, una corsa che avete veramente voluto fortemente e che alla fine ti ha visto sfrecciare sotto questo traguardo. Sì, mi sentivo bene fin dall'inizio, ormai è più di 2 anni che non vinco una gara e niente, sono contentissimo, la squadra
mi ha sostenuto, avevamo Dan davanti in fuga e quindi era una garanzia, e poi abbiamo fatto la volata e gli ho dato tutto. Una dedica speciale per questa vittoria? Una dedica speciale va sicuramente a Renzo Maltinti e poi a Piero Falorni, un amico caro di Renzo che ha corso professionista tanto tempo fa, che ora non c'è più e mi guarda da lassù. Dan Oaks della Maltinti Lampadari Banca Cambiano, una corsa all'attacco per te, sei entrato nella prima fuga di giornata e poi nel finale hai sprintato addirittura per questo podio. Sì, all'inizio sono andato nella fuga e sfortunato una delle inglesi era caduta, ma dopo siamo ripresi, alla fine ho aspettato un po' e abbiamo fatto la volata 1-2, quindi un giorno perfetto per noi. Davide Basso della Gallina Ecotec Lucchini, insomma una corsa molto selettiva, insomma anche resa selettiva dalla pioggia che avete preso all'inizio, poi un finale lanciato, 60 all'ora non li avete mai lasciati, poi questa volata che ti ha dato questo terzo posto. Sì, è stata una gara personalmente dura perché sono stati moltissimi attacchi, è stata molta anarchia diciamo per gran parte della corsa, quindi bisognava essere sempre attenti e diciamo metterci la fatica, l'impegno, ecco. Poi sul finale i miei ragazzi hanno fatto un grande lavoro, purtroppo ho perso un attimo l'attimo sul finale, mi dispiace un pochino non aver ottenuto il gradino più alto del podio, però dai, posso essere abbastanza soddisfatto di quello che sto facendo. Ecco. Siamo con l'assessore al comune di Cerreto Guidi, Moreno Costagli, insomma lei ha dato il via a questa manifestazione ormai storica, 77 edizioni, poi con al comando un altro storico di Cerreto Guidi, perché Primo Palatresi è uno storico, e veramente come si fa a non dare il supporto a questo personaggio? No, è impossibile non dargli, anche perché è un continuo averlo vicino ed è sempre un piacere sentirlo tutte le volte mi chiama, io sono sempre pronto a qualsiasi orario, perché dovete sapere lui non ha orari normali, lui ti chiama in qualsiasi momento ed è un piacere comunque sentirlo e portare avanti questa corsa ormai 77 anni, quindi posso solo dire che è la grande storia di Cerreto Guidi ed è un piacere come al solito vedere una festa di questo genere qui a Cerreto Guidi. Ecco. Simone Rossetti, sindaco di Cerreto Guidi, insomma come si arriva a fine agosto, è sempre giornata del Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. Primo Palatresi la porta ormai avanti da tantissimi anni ed è anche per voi un orgoglio, no? Visto che si arriva praticamente in centro. Allora, sicuramente questa corsa fa parte ormai della storia di Cerreto, perché insomma portare avanti un Gran Premio da così tanti anni e Primo Palatresi è il pezzo storico. Lui tutte le volte racconta la storia dalle origini, tutta la fatica nel corso di questi anni, le persone che hanno iniziato con lui, le tante persone purtroppo che non ci sono più. Mi piace ricordare Emilio, Livio, Roberto Lelli, mi piace ricordare Raffaello, insomma, perché sono stati amanti di questa corsa e amanti di Cerreto, per cui noi dovremo in futuro portarla avanti con i sacrifici che sappiamo, ma con la soddisfazione anche di vedere tanti ragazzi che partecipano, che vengono da vicino e da lontano per onorare poi Cerreto, no? Perché da stasera poi iniziano tutte le nostre feste più importanti in onore di Santa Liberata, per cui siamo orgogliosi di aver iniziato bene con questa gara. Mauro Renzoni, vicepresidente vicario del Comitato Regionale Toscano, insomma una gara storica, no? Oggi qui a Cerreto Guidi, 77 edizioni, poi con qualcuno come Primo che ha oltre 90 anni e porta avanti ancora questa gara, cioè cose che veramente bisognerebbe trovare di più spesso nel ciclismo. Magari un po' più giovani anche sarebbe meglio, perché ora da qui avanti io ammiro Primo perché 91 anni e mette su una gara così, insomma, molto bella. Secondo me questa è la 78esima edizione di questa gara, ma ha detto lui, poi va bene, penso che sia così. Ho visto anche un grande pubblico, meno male che l'acqua, la pioggia ha fatto per i 2 giri, poi gli altri 4 o 5 che erano rimasti, perlomeno questi ragazzi insomma, hanno fatto una bella gara, bella corsa, bella vittoria, Maltinti una coppiola proprio, primo e secondo lì accoppiati insieme, hanno fatto un arrivo in parata, che voglio di più, bellissima la gara e noi del comitato siamo tranquilli quando si vede queste gare e che poi una persona come Primo, che è 78 anni che c'è, ha fatto questa gara stupenda. Grazie Primo.
Primo Palatresi, organizzatore ormai da tantissimi anni di questo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. Una corsa nata nel 1945 e che tu porti avanti veramente dal 58, giusto? Quindi ancora con grande passione. Tre amici, io dal 58 porto avanti questa corsa, tre amici e poi sono tutti morti, sono rimasto solo, e quindi però io cerco di mantenere questa tradizione, perché anche in memoria di loro la voglio mantenere, e quindi si cerca di poter andare avanti e continuare sempre a fare questo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. Basta. Ecco, quest'anno poi anche formazioni straniere, quindi qualcosa veramente in più. Quest'anno sono contento anche per questo, perché è venuto delle squadre che effettivamente tutti gli anni non sono venuti, e quindi si cerca sempre di migliorarsi, e quest'anno si è fatto il possibile per avere anche queste squadre, perché non è facile avere queste squadre, e in ogni modo sono scritte da sé, sono venute, però quindi principia ad essere una corsa che è interessante anche per i corridori che hanno partecipato. Quindi ora io ho da ringraziare prima di tutto l'INPA, poi tutti gli organizzatori, poi tutti gli sponsor, dal più grosso al più piccino, e quindi ringraziare il comune, ringraziare l'autorità, e questa corsa che deve proseguire negli anni a venire, anche se io dovessi smettere, nel senso che questa corsa è una memoria antica, e quindi deve continuare. Io ringrazio tutti per aver fatto una bella organizzazione, e ringrazio tutti il mio gruppo che mi segue e che si cerca di poter fare questa corsa nel meglio possibile, nel meglio modo possibile che si potesse fare. INPA produce da sempre alimenti conservati, di cui viene garantita la genuinità e la ricercatezza delle materie prime. Di generazione in generazione, INPA porta avanti la tradizione gastronomica italiana nel pieno rispetto dello spirito del suo fondatore, restando un'azienda a forte vocazione familiare, con uno sguardo attento e partecipe tanto al passato quanto al futuro.